Ma buonasera a tutti amici da Napoliello87 e Forza Napolese. Voglio nuova notizia per il nostro Napoli. Si sta parlando del caso di esonero di Ancelotti, chi arriverebbe. Ci sarebbero già dei sostituti. Prima di parlare dei sostituti di Ancelotti, De Laurentiis ha detto di dare tempo ad Ancelotti fino al 10 di dicembre. Ancelotti dovrà fare risultati. Se entro il 10 di dicembre questo Napoli non riesce a fare risultati, non riesce ad avere un gioco, insomma quel che conta di più ovviamente sono i risultati per De Laurentiis. Se il Napoli non riesce a risalire come squadra e giocarsi un posto per la Champions League e continua su questo passo, De Laurentiis esonererà Ancelotti, sarà esonerato Ancelotti. Diciamo che nel 10 di dicembre c'è compreso la partita più importante del Napoli stagionale, ovviamente quella con il Genk, che quella vale una qualificazione alla Champions, perché sappiamo prima del Genk è vero c'è il Liverpool, però con il Liverpool sappiamo tutti che è molto difficile fare il colpaccio lì. Anche se non è impossibile, il Napoli lo sappiamo è imprevedibile, ti fa le partite con le medio squadre o quelle di bassa classifica complicate e poi magari fa la partita della vita contro le squadre superiori sulla carta. Il Napoli è imprevedibile, almeno quest'anno lo è di sicuro, ma tanto proprio tanto. Chissà, magari facciamo colpaccio là, non si sa, non si sa. Cosa, come ripeto, molto difficile fare il colpo lì ad Ampiert. Più alla portata la vittoria con il Genk in casa, perché dovremmo vincere, a regola dovremmo vincere, almeno che non siamo messi fino a quella partita in queste condizioni, cosa che non ci cosa che spero che non sia così, perché se stiamo messi ancora a questa condizione allora Ancelotti sì che se ne da fare il valigia, ma e subito e se ne dai proprio. Sostituti al possibile esonero di Ancelotti chi sono? Allora, il primo nome si fa di Rino Gattuso. Voglio Rino Gattuso, tanta roba, a me mi piace. È vero, al Milan secondo me stava facendo bene, poi il Milan non ha avuto fiducia nei risultati, ovviamente, ma che volete a Gattuso, cioè i giocatori lì, e Gattuso aveva fatto già tanto quello che ha fatto con il Milan, l'aveva portato in zona Europa League, che poi l'Europa League non l'ha potuta fare per problemi finanziari. Gattuso a me piace, ripeto, è un allenatore con cazzimma, un allenatore che secondo me a Napoli darebbe una scossa all'ambiente, ai giocatori. Io, se proprio, appunto, se proprio Ancelotti non riesce a fare risultati e viene esonerato, subito Gattuso, subito, non ci penserei due volte, non ci penserei nemmeno mezza volta. Secondo nome, Gasperini, non penso che Gasperini però in questo momento lasci l'Atalanta a dicembre se proprio viene esonerato Ancelotti. Spero che le cose vanno bene, che non venga esonerato Ancelotti, poi se viene esonerato, ripeto, voglio a Gattuso. Per Gasperini, riguardo il secondo nome, Gasperini pista difficile secondo me, perché sta facendo la Champions con l'Atalanta, è vero da qui a dicembre l'Atalanta capace sarà già fuori dalla Champions, perché l'Atalanta sappiamo, due partite deve fare, due le deve vincere tutte e due, complicate perché una deve andare in Ucraina con lo Shakhtar e non sarà per nulla facile vincerla. Quell'altra è fattibile a Bergamo con la Dinamo Zagabria, può anche vincere. Comunque deve vincerne tutte e due, deve sperare che il City batte tutte e due squadre, ovviamente. E non sarà per nulla facile la qualificazione. Non so però quando Gasperini possa lasciare l'Atalanta a dicembre, a gennaio che sia nel mercato. La vedo molto difficile. Per Inzaghi, Inzaghi, buon allenatore, ma anche lui non lo vedo da Napoli. Secondo me non è l'allenatore giusto per il Napoli, secondo il mio punto di vista. Non è da Napoli, secondo me. Poi può essere un bravo allenatore, per carità, però non ce lo vedo sulla panchina del nostro Napoli. Pekovic, no. Pekovic lascio stare dove sta allenando. Pekovic, se non mi sbaglio, la Svizzera è nazionale. Se non vado errato, tu la Svizzera, che cacchio è? State là, Pekovic, stiamo a sentire a me, state dove stai e non venire a Napoli. Proprio è l'ultimo dei pensieri, ma proprio non ci deve nemmeno essere un pensiero per Pekovic. Io vorrei tutta la vita Gattuso se Ancelotti va via. Gattuso e basta.
Se proprio Gattuso non deve venire, sì, Gasperini sarebbe comunque un allenatore valido, un allenatore che secondo me può magari farci sognare a noi tifosi di ritrovare il gioco, perché con l'Atalanta abbiamo visto che il gioco gli ha dato, magari fa il miracolo purissimo, magari ci riporta il gioco che noi sogniamo, chi lo sa. Però voglio il primo nome mirato cioè che secondo me fra tutti quanti è giusto per la nostra piazza è Gattuso, secondo me. Ovviamente spero che prima di fare il nome di uno di questi qui, cioè prima di sedersi uno di questi in panchina, spero che il Napoli ritorni a fare risultati prima possibile e che resti Ancelotti, che magari Ancelotti trova il suo modulo giusto, la sua inquadratura, il 4-3-3 che voleva partire con il modulo dove ha giocato Sarri, dove il Napoli è stato protagonista con questo modulo negli ultimi 6-7 anni che hanno fatto veramente dei campionati straordinari, sempre a giocarcela con la Juventus, siamo stati noi l'antagonista di questi ultimi anni a tenere testa alla Juventus. E spero che troveremo quella condizione lì con Ancelotti, mettendo questo 4-3-3, perché è che lui, che Ancelotti, mette i giocatori nella propria posizione, che non li metta a casacci. Spero che ritornino i risultati e spero che Ancelotti possa restare. Non voglio che si sfa tutto, che dei giocatori dovranno andare via, che Ancelotti vada via e poi deve subentrare un altro allenatore e ripartire da capo, perché da quel momento avremo perso altri punti. Perché se va via l'allenatore significa che il Napoli ha fatto altri risultati negativi e ha perso altri punti. Non è cosa proprio. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, chi vorreste come allenatore, se vorreste la conferma di Ancelotti, fatemelo sapere nei commenti. Lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napuriello87 e iscrivetevi al canale che mi arriva a 1000 iscritti. Buonanotte a tutti amici, da Napuriello87, voglio forza Naples!